Allora, abbiamo con noi il professor D'Amore che è, credo, un luminare, lo oserei definirlo, riconosciuto a livello internazionale sulla didattica della matematica. Giusto per darvi un indizio, diciamo che oggi lui ha tenuto un incontro presso le scuole medie Toti del Monte dedicato agli insegnanti proprio appunto sull'insegnamento della matematica, e io è un po' di tempo che sapendo di questa cosa, ogni volta che trovavo qualche conoscente insegnante dicevo ma non so, perché sai, non so se conosci il professor D'Amore, tiene una, non facevo tempo a dire tiene una, il professor D'Amore, sì, ho letto i suoi libri, ho sentito, sono stato a un convegno, non ce n'era uno che non lo conoscesse, 1/1, per cui a livello internazionale io non posso aggiungere altro, ma sicuramente diciamo che a livello degli insegnanti è decisamente riconosciuto come un'autorità nel campo. Questa sera ci parlerà, premessa molto importante, l'incontro a scuola è andato benissimo e la scuola mi prega di offrire al professor D'Amore, a nome naturalmente delle scuole Toti del Monte, un piccolo omaggio, è una maschera veneziana, è un po' un problema parlare e guardare lui, ma è una maschera veneziana realizzata dall'atelier di maschere della scuola, dai ragazzi, e gliela passo. 3 maschere. Non credo che si vedano dalla platea, ma sono decisamente bellissime, veramente meritano. E la prima copia in assoluto del giornale Come Together, dico giusto, il giornale della scuola, la copia del 150° in italiano e in inglese, è un'anteprima assoluta che viene offerta sempre dalle scuole del professor D'Amore. Molte grazie. Io qua ho fatto solo il passaparola. Infatti grazie non era te, era... Mi sembra giusto. Allora, dicevo luminare, professore, adesso devo leggere, quindi mi servono gli occhiali, di didattica della matematica, laureato in matematica, filosofia e pedagogia, praticamente una collezione, potremmo dire. Insegna all'Università di Bologna e all'Università distrettuale di Bogotà in Colombia, da cui credo venga anche da pochissimo, no? È appena tornato, mi sembra. E questa sera ci parlerà della matematica che si può incontrare dappertutto, tutti i giorni, se non vado errato. La matematica che spiega o che può spiegare o che può entrare, diciamo, nella spiegazione di quasi qualsiasi cosa, dalle arti grafiche a quelle plastiche a ovviamente tutte le scienze possibili e immaginabili. Quindi la matematica che troviamo tutti i giorni e la matematica che può spiegare montagne di cose e che soprattutto può creare un sacco di domande, dubbi, stimolarci a pensare. Dico giusto? L'hai fatto abbastanza bene, devo dire, nonostante. Allora, lasciami soltanto dire che insegnavo all'Università di Bologna, adesso vivo e insegno a Bogotà. Quindi ogni tanto capito in Italia e ovviamente a Mogliano Veneto con particolare gioia. Immagino che qualcuno di voi abbia già riconosciuto le immagini, quindi posso andare avanti. Allora, il titolo è cambiato 1000 volte dal giorno in cui sono stato contattato a oggi. Se avessi avuto un altro quarto d'ora sarebbe cambiato ancora, ma insomma l'ultimo uscito è questo. E quindi la matematica è dappertutto, più o meno è quello che si era detto. Ha 1000 colori, tanto per evitare quel grigio che alcuni vogliono vedere nel mondo della matematica, non qui ovviamente dove la matematica è di casa per tante sere all'anno. Questo sono me e qui ci ho messo un po' di
bandiere. Ecco fatto, a proposito di bandiere. Quello che dico è molto di più, è in un libricino che probabilmente è in vendita lì, non ne sono tanto sicuro, che è questo. Quindi se dopo ci fossimo sotto insieme in un vuoto di voi che decidesse di leggere qualcosa in più, che potrebbe anche capitare, a volte capita, allora va a vedere questo libricino piccolo, ecco, ne vedo uno in mano a quel giovanotto in seconda fila, e quindi siamo a posto. Il titolo è questo. Ecco, ora noi siamo qui perché amiamo la matematica tutti, a parte chi è stato trascinato dai genitori, ho sentito prima figli trascinati, allievi eccetera, poveretti, abbiate pazienza, vedrete che finirà. C'è questa sicurezza, no? Però a parte i presenti, i loro amici e i parenti fino alla quinta generazione, molti appena sentono matematica vanno giù di testa, insomma, lo sapete meglio di me. Quando tu chiedi a uno che rivedi dopo tanti anni, ti ricordi a scuola, sì, ti ricordi la matematica? Non si ricordano la matematica, ma l'insegnante sì. Ricordano mali di pance notturne il giorno prima dell'esame o del compito in classe, eccetera. Ecco, allora l'idea di oggi è di, visto che avete avuto incontri con fior di matematici veri che vi avranno detto delle cose bellissime, io voglio di scherzare un po', insomma, di usare la matematica per guardarci attorno anche nei posti più impensati. Quindi l'idea base è di fare una piccola scorribanda. Ora, questo che vedete è un rettangolo nero che però nella mia organizzazione non doveva essere tale, quindi mi tocca di spiegarvi cosa ci sarebbe stato sotto. Ho avuto un giovane che mi ha aiutato a cercare di venirne a capo, ma non ne siamo stati capaci. Ho anche cercato in un'altra chiavetta, ma non è questione di chiavetta. Cosa c'era rappresentato qui? C'è un'immagine tratta dal libro sull'architettura di Vitruvio, il sesto libro, il sesto capitolo, se non ricordo male. Vitruvio è il più grande architetto di tutti i tempi, insomma, celebrato da tutti. E narra di una storia, di una leggenda, sulla base della quale il filosofo Crisippo ed alcuni suoi malcapitati compagni e colleghi naufragarono vicino alle coste di un'isola dispersa nel Mediterraneo. Allora nell'immagine si vede appunto la nave mezza affondata vicino alla spiaggia, la spiaggia, 4 o 5 uomini mezzi nudi, tutti maschi, forse anche più, tutti belli nudi di vicino, che guardano per terra sulla spiaggia. Sulla spiaggia ci sono delle figure geometriche, più precisamente sembra di vedere delle coniche con delle tangenti. La questione è la seguente, che non so se vi ricordate Ulisse, che quando si naufraga o si capita nelle isole disperse del Mediterraneo, te non sai mai quello che trovi. Puoi avere la faccia tosta di incontrare la Circe, e allora, vabbè, ma ti può capitare il lotofago, non so se vi ricordate, oppure il ciclope, oppure anche dei mangiatori di carne umana. Quindi quando tu scendi, preghi Dio, ognuno il suo, di incontrare un posto civile dove verrai bene accolto. Sulla base di quello che loro trovano, Crisippo tranquillizza i suoi malcapitati compagni di sventura dicendo: state tranquilli, c'è della matematica sulla spiaggia, quindi possiamo tirare un sospiro di sollievo, saremo bene accorti. Non so quanti studenti di liceo ragionerebbero nello stesso modo, ma insomma Crisippo ragiona così. Questa è l'immagine. Se poi qualcuno la vuol vedere mi scrive nel mail e io gliela mando, esiste davvero e ce l'avevo qui sotto. E qui c'è scritto, ricordo Aristippo le date perché uno potrebbe in questo momento, ecco, si è scoperto che la spiaggia era quella dell'isola di Rodi. Vedete, possiamo aspettarci solo cose buone, dato che ho visto vestigi di esseri umani in senso positivo. Ecco il libro sesto del architetto. Naturalmente ti viene la curiosità di andare a vedere com'è oggi questa spiaggia. Quindi con grande sacrificio e per amor vostro siamo andati a vedere Rodi, appunto, qualcuno di voi, anzi molti di voi la conosceranno, ve la faccio un po' girare così, visto che ci sono stati, almeno così fate un po'. Ecco. Questa è una delle 350 chiese di cui dicono è la prima chiesa cristiana del mondo. Ed ecco come si vede oggi la spiaggia, un po' cambiata,
Vivere in questo hotel su questo balcone è stato durissimo, ma il sacrificio scientifico l'ha richiesto, e quella è la spiaggia dove appunto Crisippo e gli altri sono operati. Questo spiega anche il colore della bandiera, ma della bandiera greca, per chi ce l'ha in mente, adesso qui non c'è. Bene, questo è per cominciare. Disegni geometrici sulla spiaggia, la spiaggia era la Lim dell'epoca, come vestigia positiva di esseri umani. Andiamo alla caccia della matematica, dopo che abbiamo visto che la matematica per un filosofo sapiente di quell'epoca è sinonimo di cultura e di società positiva. Cominciamo dalla natura, metterò insieme esseri viventi e no. Allora, credo che pochi conoscono il matematico francese Gabriel Lamé, vero? Ecco, lo conoscono in pochi perché non ha fatto niente ed è dura diventare famosi se non trovi qualcosa di interessante. Lui ce l'ha messa tutta, non ha trovato un cacchio, quindi alla fine è passato inosservato. Però di bello c'è che la sua idea un po' banale di trovare rappresentazioni con un'unica formula, naturalmente con un po' di parametri, di famiglie di curve, insomma è una cosa abbastanza normale. I nostri studenti liceali di 14-15 anni lo fanno con le coniche, lo circonferenze, quindi è roba facile, insomma. Però pochi anni fa un botanico, ma te pensa un po', un botanico, Johann Gieris, ha ritoccato questa formula banale di Gabriel Lamé diventando uno dei personaggi autorevoli dell'epoca. Pensate che Scientific American gli ha dedicato un numero intero. Ha inventato quella che oggi chiamiamo la superformula, cioè una formula facilmente adattabile a diverse circostanze, che rappresenta le forme in cui la natura si presenta, quindi esseri viventi o no. Naturalmente la mia curiosità morbosa mi ha portato, oltre che a conoscere la spiaggia di Rodi, anche questo simpaticissimo personaggio, vedete, giovanissimo, eccetera. Ha avuto un sacco di premi, e poi uno tra i pochi è che ha brevettato una formula matematica, perché di solito i matematici sono disinteressati agli aspetti economici. Hanno varie tendenze di vario tipo, ma in genere non sono così gretti. Quindi quando inventano una cosa la regalano al mondo. Lui è un botanico, ha messo su una società e se te adesso vuoi usare questa formula devi pagare. Quindi non è male, pensateci matematici presenti. Ecco la formula. La faccio vedere perché so che ci sono insegnanti elementari di scuola dell'infanzia presenti, potrebbero lunedì mattina, se odiano i genitori, la dai a casa come compiti in classe, così. Voi sapete che quando, lo dico agli altri, non agli insegnanti elementari, quando gli insegnanti elementari primari danno i compiti nel pomeriggio, i bambini ovviamente vanno a giocare, dormono, guardano e tutti i genitori si telefonano tutti in un altro fino a notte fonda per cercare di risolvere il problema. È un casino. Infatti Telecom e Team hanno ecco qui, allora voi provate a dare questa come compito a casa e vedete quello che succede. Allora, scherzi a parte, qui ci sono una marea di parametri, come vedete c'è quasi tutto indefinito, e a seconda di come tu metti valore al posto dei parametri, organizzi la FDF, eccetera, allora la formula dà luogo a delle forme. Adesso io non voglio rompere troppo le scatole con matematiche, eccetera, quindi mi limiterò a fare degli esempi grafici. Questo per esempio è il cristallo di bismuto. Questi sono i semi di girasole. È incredibile come forme comune, poi è chiaro che si gioca molto sulla phi, su come viene interpretata, però è incredibile questa cosa. E questa qui è una grafite, questa qui è una conchiglia, queste sono delle diatomee, quindi organismi monocellulari. La cosa bellina è che sembra quasi che più è elementare dal punto di vista della vita naturale, l'oggetto di cui parlo, più sono semplici la funzione e i parametri che vengono messi dentro. Chissà se è vero, però insomma c'è un po' questa teoria. Eccone una, per esempio questa qui è la famosa ciclotella pseudostelligera, e questa qua è la Rhamphoneis amphiceros. Tenetelo presente perché potreste essere interrogati
domenica su questi nomi. Ecco, qui Stella Marina, ce n'è una marea, io mi sono divertito a raccogliere un po'. Questa è per esempio la foglia di lupino, per esempio. Vedete che quasi le cose si complicano, questa forma allungata richiede una funzione F un po' più complicata, e questo è il famoso fiore di Moonflower, che tutti coloro che hanno corteggiato una fanciulla in Inghilterra sanno bene che cos'è, e poi il geranio, eccetera, eccetera. Potrei continuare a lungo, naturalmente, ma non è questo lo scopo. Era giusto per farvi vedere come, dando parametri opportuni, vengono fuori le forme. Ma adesso viene fuori una bella argomentazione matematica, filosofica e naturalistica. Te prendi un computer abbastanza potente, di quelli che hanno dei bei software grafici interessanti, poi ci sbatti la formula e poi ti diverti a mettere dei valori a caso. n uguale 3, n uguale meno 2, e poi pigi il pulsante e ti viene fuori la forma. Allora tu la guardi e riconosci, per esempio, il profilo, riconosci una forma che esiste in natura e a volte dici, ecco, questo esiste, è il mio vicino di casa, è la mia direttrice. Altre volte invece viene fuori una forma che te non hai mai visto, ma che però matematicamente ha un senso, e quindi chissà se la natura la stai lavorando, o l'ha già lavorata e estinta da milioni di anni, o verrà fuori tra milioni di anni. E quindi ecco che diventa una cosa appassionante, divertente. La fantasia della natura è incredibile, no? E invece dall'altra parte la fantasia della geometria. Quale delle due è più potente? E questa è una bella domanda che possiamo farci. Cominciamo a entrare nel mio argomento. Mettere valori a caso e verificare quello che succede.